Li teneva in casa in bella mostra e li aveva accumulati in maniera ricercata nel tempo, pezzo dopo pezzo, ma i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale della Sicilia li hanno recuperati, 867 reperti paleontologi provenienti da varie località siciliane che un imprenditore di Sciacca ha denunciato per illecito impossessamento di beni appartenenti allo Stato era riuscito a collezionare. I reperti vanno dall'età mesozoica alla quaternaria, coprendo un arco temporale che va da 200 milioni fino a 11.000 anni fa. Tra i pezzi più interessanti, il resti di un elefante nano e un ippopotamo nano, entrambe specie estinte, che in epoca preistorica erano diffuse in Sicilia. Reperti importanti ed anche un recupero abbastanza tipico. Negli ultimi decenni in cui il reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri ha operato alla tutela del patrimonio culturale, difficilmente siamo arrivati ad un sequestro di questa mole di reperti paleontologici. Generalmente il fenomeno più diffuso in Sicilia è quello legato al trafugamento dei reperti archeologici, ma questo recupero di oggi dimostra l'importanza di questo settore, che ricordo anch'esso tutelato dal nostro Codice dei Beni Culturali, esattamente all'articolo 10, dove nell'elenco dei beni culturali dello Stato rientra anche la paleontologia. L'importanza innanzitutto è il numero elevato degli esemplari sequestrati. Ancora la possibilità, se ce ne fossero le condizioni, di conoscere altri siti nuovi nei quali sono presenti soprattutto resti di vertebrati. E poi è anche l'esempio lampante di come ci sia uno scarso interesse sicuramente da parte della cittadinanza del valore e dell'importanza dei beni paleontologici e quindi anche il facile accesso da parte di chiunque nella raccolta di materiali paleontologici.